Festeggiata a Siculiana la festa del 25 aprile della liberazione, manifestazione anche a Favara, a Raffadali canto libero con la lettura di poesie in tema. Si è svolto oggi un interessante convegno sul tema della ludopatia e sul sovraindebitamento presso il Palazzo Vescovile di Agrigento. Presentati i candidati del PD alle prossime elezioni europee, domani quelli di Forza Italia a Palermo presso l'Hotel Cavalieri. Il sindaco di Ribera annulla la fiera dell'agricoltura che si doveva tenere prossimamente per la grave siccità del nostro territorio. Interessante masterclass all'Istituto Gallo di Agrigento su farine, fermentazione e lieviti da ristorazione alla presenza di qualificati chef in collaborazione con l'Associazione Cuochi di Agrigento dedicata a Salvatore Schifano. Sfida interna domani alla ricerca di un risultato utile del Palermo, assente dalla partita con il Lecco. Buongiorno, benvenuti col nostro appuntamento quotidiano di TV Notizie. Si è svolta quest'anno a Siculiana la festa della liberazione del 25 aprile in occasione del 79° anniversario della dittatura nazifascista organizzata dalla prefettura di Agrigento. Noi abbiamo seguito l'evento. Si è svolta ieri a Siculiana la manifestazione del 79° anniversario della liberazione d'Italia con l'arcivescovo metropolita Alessandro Damiano, che ha officiato una santa messa presso il santuario del Santissimo Crocifisso di Siculiana. Quindi successivamente presso il monumento ai caduti ubicato nella prospiciente piazza Umberto I si è svolta la tradizionale cerimonia militare alla presenza delle autorità civili, religiosi della nostra provincia e delle varie rappresentanze delle forze armate, delle forze di polizia, dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ANPI. Quindi i momenti solenni della celebrazione sono stati impreziositi dagli interventi musicali della fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani e da letture di testimonianze storiche curate da studenti dell'Istituto Comprensivo Musicale Giuseppe Garibaldi. Quindi al termine della cerimonia militare la banda comunale e gli studenti dell'istituto si sono esibiti nell'esecuzione di brani musicali sul tema della ricorrenza. Quindi, presso il prospiciente Living Lab è stata inaugurata la mostra denominata La divisione Acqui e l'eccidio di Cefalonia e Corfù, memorie del distretto militare di Agrigento, promossa dalla prefettura e allestita con il contributo della locale amministrazione comunale, curata dall'Archivio di Stato di Agrigento. Il tema espositivo concernente il rinvenimento di preziosi documenti storici riguardanti 10 cittadini originari della provincia di Agrigento e vittime dell'eccidio di Cefalonia e Corfù, occorso lo scorso settembre del 1943. Innanzitutto perché abbiamo deciso da tempo, e non solo io ma anche i miei predecessori, di distribuire i momenti importanti della nostra comunità nazionale per tutta la provincia, non solo Agrigento, che pure rimane sempre il prestigioso capoluogo di questa bella terra. E quindi Siculiana è stata una scelta nell'ambito di una votazione che stiamo facendo per diversi comuni. In più va detto che il sindaco di Siculiana si sta adoperando per la valorizzazione di alcuni momenti e simboli nazionali, come per esempio il monumento che sta creando alle vittime siciliane delle foibe, oppure anche altre iniziative che ha adottato nell'arco dell'ultimo anno, quindi è un riconoscimento dovuto e meritato. La festa di quest'anno che messaggio lancia? Penso che il messaggio sia stato chiaro sia nel mio discorso che in quello del responsabile provinciale dell'ANPI, messaggio di unità. Dobbiamo superare per questa come per altre celebrazioni che possono essere quella del 27 gennaio, quella del 10 febbraio, dobbiamo superare il concetto per cui alcune celebrazioni appartengano a alcune parti politiche, non a le celebrazioni nazionali celebrano tutta quella che è la nostra storia. Una bellissima festa, un bel momento
con la partecipazione delle forze armate, delle autorità, dei colleghi sindaci, di Sua Eccellenza il Prefetto e di quanti hanno voluto Siculiana, perché Siculiana in questo momento rappresenta un luogo di pacificazione, perché ricordo che oltre a festeggiare il 25 aprile stiamo portando avanti e promuovendo la nascita di un monumento proprio dedicato alle foibe, e da qui è partito anche oggi un messaggio di conciliazione e di pace. Inoltre da questa giornata nasce anche l'idea di intitolare ad Eugenia Corsaro il nostro nuovo parco giochi che nascerà a breve in Viale Sciascia, una bambina di soli 12 anni che ha combattuto, che tagliava i cavi elettrici dall'aeroporto militare di Catania e che noi vogliamo ricordare e portare a simbolo in un parco gioco, perché i bambini hanno diritto a giocare, a divertirsi e hanno diritto ad un futuro, cosa che purtroppo è stata negata ad Eugenia. Don Alessandro, oggi qui a Siculiana quale messaggio che lei lancerà ai fedeli in occasione di questa ricorrenza del 25 aprile? 25 aprile, memoria della liberazione dal nazifascismo. 25 aprile è una data simbolica, la liberazione sappiamo potrebbe avere tante date, no? Sì. Così come si è spalmata per l'Italia. 25 aprile è anche la memoria di San Marco. E proprio dalla parola di Dio di oggi, che è una parola di liberazione, sempre la parola di Dio, ecco, ci ricorderemo insieme come ogni libertà, ogni liberazione esige che diventi una liberazione per fare che cosa? Per fare il bene. Fare il bene nelle scelte di governo, nelle scelte politiche, nelle scelte della nostra vita personale. Ogni liberazione dai condizionamenti saranno condizionamenti frutto di ideologie mortifere, saranno condizionamenti dal potere mafioso. Ogni liberazione da questi condizionamenti ci apre alla possibilità di essere liberi di fare il bene, di operare per il bene comune, di smentire la stessa parola del salmista che dice: parlano di pace ma nel cuore hanno la guerra. E questa è la scena di questo mondo. La Resistenza ha messo assieme un insieme di forze, qualche errore è stato commesso, ci sono errori commessi durante la Resistenza, ma alla fine il messaggio prevalente è stato quello inclusivo, di mettere assieme tutte le forze democratiche. A quelli che dicono io sono antifascista ma sono anche anticomunista, vorrei semplicemente ricordare una cosa. Ci fu un dibattito fra Romualdi e un personaggio della Resistenza, credo fosse Pertini, che alla fine Romualdi diceva: ma cos'è cambiato? E Romualdi e Pertini gli ha risposto che se aveste vinto voi, io a quest'ora sarei in carcere o morto. Ho vinto io e lei è qui ed è senatore. Buongiorno a tutti, mi chiamo Ismail Sisi, vengo dal Mali, vivo in Italia da 9 mesi. Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto e il Comune di Siculiana per il loro aiuto ai stranieri. Sono molto felice di essere con voi in questo giorno indimenticabile, è il giorno in cui l'Italia è stata liberata dalla dittatura nazi-fascista. Noi speriamo che anche i comuni della regione del Sahel abbiano vicino da realizzare i cambiamenti climatici perché possano liberarsi dal terrorismo internazionale jihadista. Che tutti i giorni fa strage dei civili e costringe tanti giovani come noi a vivere nella paura e a fuggire dai propri paesi.
Grazie, viva l'Italia, viva la libertà. Anche a Favara ha festeggiato il 25 aprile con una cerimonia in piazza Cavour organizzata dall'ANPI e dal Comune. Ha seguito per noi l'evento il collega Giuseppe Moscato. Anche Favara oggi ha celebrato il 25 aprile, anniversario della liberazione. Lo ha fatto soprattutto ed anche per ricordare e omaggiare i suoi figli, i tanti partigiani e antifascisti che hanno partecipato alla resistenza e contribuito a rendere l'Italia democratica e libera. L'organizzazione è dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, la sezione di Favara, unitamente all'amministrazione comunale e a tantissime associazioni che hanno voluto mettere il loro logo in questa manifestazione che quest'anno assume un significato particolare, in quanto accanto alla liberazione sono stati anche esposti i temi della pace nel mondo. Ma sentiamo le interviste. Credo che gradualmente stiamo riportando a Favara la celebrazione del 25 aprile, quando veniva intesa solo come scampagnata, invece è un momento di ricordo dei nostri caduti, perché oggi godiamo della libertà e della democrazia grazie a questi caduti, che purtroppo oggi non ci sono più, ma li ringraziamo e li ricorderemo sempre. Cosa vuol dire celebrare il 25 aprile in un contesto internazionale così precario e così pericoloso? Ma l'ANPI quest'anno, insieme al ricordo della liberazione, ha voluto mettere la pace, perché credo che sia il simbolo di cui i popoli hanno bisogno. Dobbiamo nel 2024 smetterla con le guerre, ma risolverla sul tavolo delle trattative tutte le questioni più o meno delicate internazionali. La pace è il progresso e la verità. È dal 2013 che si organizza il 25 aprile a Favara, non è un fatto assolutamente scontato, ma è frutto di un lavoro collettivo sia dell'ARCI che della sezione ANPI di Favara. Personalmente mi sono poi cimentato in un lavoro di ricerca denominato Altri uomini, storie di antifascisti e partigiani favaresi, in cui vado a tracciare numerose biografie di partigiani e antifascisti favaresi. Dal 2015 ad oggi, l'anno di pubblicazione, sono cambiate molte cose, sono riuscito ad intercettare molti altri partigiani, l'elenco dei favaresi è ormai lungo, ma è importante continuare a festeggiare il 25 aprile per il carico di democrazia, per il carico di partecipazione e di trasporto che questa festa ha nei confronti della nostra collettività, di tutta la nazione e, mi permetto di dire, anche dell'Europa. È un atto dovuto ma sentito più che altro. L'abbiamo fatto in settimana con le scuole per ribadire ai ragazzi il valore della resistenza e della liberazione, l'abbiamo voluto fare oggi, il giorno del 25 aprile, con le associazioni e la società civile favarese. Per noi non è solo un momento di ricordare, un momento di celebrare quella liberazione e i tantissimi italiani ma tantissimi favaresi che hanno dato la vita per darci la libertà, ma è un momento per far ricordare a tutti e far riflettere a tutti che quei valori sono importantissimi e che spesso invece dimentichiamo il valore della libertà e quindi il sacrificio di questi uomini. Lo vediamo in giro per il mondo, massacri, guerre, distruzione. Può sempre ritornare un periodo buio e quindi bisogna ricordare e bisogna perseverare sempre gli ideali della lotta di liberazione e della nostra nazione. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano,
tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Tutta la gente. Canto libero è stato questo il tema della manifestazione che si è svolta ieri a Raffadali presso la biblioteca comunale in occasione del 25 aprile, festa della liberazione, che ha visto la partecipazione di diversi autori di poesie, tra questi anche la nostra Margherita Trupiano. L'evento è stato organizzato dal comune di Raffadali e da Enzo Alessi, responsabile della biblioteca comunale di Raffadali. Noi eravamo sul posto. Oggi a Raffadali, il 25 aprile, con una manifestazione denominata Il mio canto libero. È una manifestazione proprio dedicata ai poeti perché con libertà di espressione possano leggere le loro poesie. E questo concetto lo esprimo dicendo che il 25 aprile fu il momento in cui dall'oppressione, dal fatto che non si poteva parlare e dire cosa diversa dal regime, oggi invece, dopo il 25 aprile, si può parlare, dire quello che si vuole in piena democrazia, grazie anche alla Costituzione della Repubblica Italiana. Questa è una scelta che come Biblioteca Comunale abbiamo fatto, grazie anche all'amministrazione, è una scelta che io porto avanti con coerenza assieme ai poeti che sono venuti e devo dire, li ringrazio per la loro adesione. Oggi il 25 aprile a Raffadali in un modo diverso con la lettura di alcune poesie. Oggi la giornata è una giornata importante, il calendario è segnato di rosso perché praticamente è la festa della libertà, della liberazione dell'Italia. È giusto inculcare ai giovani e alle nuove generazioni che verranno che questo è un giorno importantissimo, un giorno di memoria, perché non dobbiamo dimenticare, perché la storia è il futuro e ci sono volute migliaia e migliaia di morti per arrivare a questa libertà, quindi dobbiamo ringraziare anche i nostri padri costituenti perché nonostante la pensavano in maniera diversa su certi aspetti religiosi, anche sull'aspetto politico, in merito alla Costituzione hanno trovato una unità di intenti e quindi hanno redatto un dono meraviglioso, appunto che è la Costituzione, a partire dall'articolo 1 in su, dove l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, all'articolo 21 ci hanno dato la possibilità di esprimere il nostro pensiero con la parola, quindi dobbiamo portarlo sempre metaforicamente parlando in tasca la Costituzione, perché è uno scudo importante per farci andare avanti nel miglior dei modi e per rivivere un'Italia più sicura. Tra qualche giorno, il 1° maggio, una festa molto sentita a Raffadali, la festa dei lavoratori. Il comune ha organizzato una grande manifestazione come al solito. Sì, quest'anno stiamo cercando di realizzare un evento del 1° maggio anche con quelle che sono anche le esigenze del bilancio, e abbiamo cercato di portare qualche altro tipo di cantante, ma non c'era massima disponibilità sugli artisti cugini di campagna, diciamo alla fine sono ben conosciuti. Pensiamo che sarà un 1° maggio di successo, ma anche per il giorno 30 voglio anticipare che ci sarà la presenza di Don Bachi, un cantante che è ben conosciuto, e speriamo che saranno all'altezza della festa che solitamente si realizza qui a Raffadali. Anche Giuseppina De Rasi dà il suo contributo a questa manifestazione il 25 aprile? Sì, assolutamente. Io sono onorata e felice di essere qui per coordinare la serata, questa serata promossa dalla Biblioteca Comunale del Comune di Raffadali con il titolo Canto Libero. Canto Libero sì, perché a 79 anni dalla liberazione, questa data che comunque porta in sé un significato molto alto, che secondo me va sempre rispolverato e trasmesso alle nuove generazioni, ed è molto bello che tanti poeti ed artisti vogliano comunque contribuire attraverso le proprie liriche, il proprio contributo per dare vita a questa serata. La storia non passa, rimane, scorre nel sangue, sospira, sferza, plasma e modella, inchioda immagini e trame, e momenti e volti, colori, profumi e nubi e soli, dolci e amari sapori. Incide le carni con profonde ferite,
diretti all'anima, stampa illuminanti sorrisi, e il letto con sassi e velluti su cui scorre il fiume della vita, prima di disperdersi nell'infinita immensità dell'eterno mare. Mi sono sbagliato, io ho trovato l'intasto, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao. Disturbo da gioco d'azzardo e sovraindebitamento. È stato questo il tema del convegno che si è svolto stamani presso il Palazzo Vescovile di Agrigento, con il quale è stata presentata l'apertura all'interno dei locali della Fondazione Mondo Altro del centro di ascolto per le persone con problemi di ludopatia e sovraindebitamento. Noi abbiamo seguito l'evento. Disturbo da gioco d'azzardo e sovraindebitamento, questo è il tema del convegno che si è svolto oggi presso il Palazzo Vescovile di Agrigento, con il quale è stata presentata l'apertura della sede all'interno dei locali della Fondazione Montaltro del centro di ascolto per le persone con problemi di ludopatia e sovraindebitamento. Diversi gli interventi che hanno animato il convegno, moderato dalla collega Marisella Monica con Stella Vella, presidente della cooperativa Subtutela Dei. Il centro di ascolto nasce dalla volontà della cooperativa impresa sociale iscritto a RUND di recente costituzione di aiutare quanti si trovano in difficoltà economica a causa sia del gioco d'azzardo patologico che del sovraindebitamento. Il progetto del centro di ascolto per ludopatici e sovraindebitati è stato accolto e sostenuto dall'Arcidiocesi di Agrigento, dalla Caritas diocesana, dalla Fondazione Montaltro, dalla Casa dei Giovani, comunità terapeutica, e dall'OCC, organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, i diritti del debitore di Agrigento. Sì, anche ad Agrigento abbiamo avuto questa sensibilità rispetto a questa fragilità umana e il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità di far emergere questa problematica sociale attraverso un canale un po' più defilato rispetto ai canali tradizionali quali i SERD, perché abbiamo capito che il ludopatico, in quanto soggetto malato, ha difficoltà ad avere consapevolezza della propria patologia, si vergogna, si nasconde, quindi abbiamo visto i dati degli accessi ai SERT collegati con i dati delle somme giocate, abbiamo notato una grande differenza. Per ovviare a ciò abbiamo pensato un passaggio, un canale più di prossimità alla gente, quali può essere la parrocchia, la Caritas. Da qui nasce il centro di ascolto che verrà ospitato nei locali della Caritas diocesana in via Barone. Perché ludopatia e sovraindebitamento? Perché i due fenomeni sono strettamente collegati. Il ludopatico è quasi al 99% sovraindebitato e se il ludopatico non gioca più rimane con i debiti. Quindi non abbiamo risolto quasi nulla, perché sono proprio i debiti quelli a causare una problematica più pesante a mio avviso, quali la separazione dal coniuge, l'allontanamento della famiglia, la difficoltà a vivere in maniera normale anche dopo non essere più giocatore perché rincorso dai creditori. Quindi il sovraindebitamento, se il ludopatico ha un'attestazione la quale mette in evidenza un percorso di riabilitazione, risulta meritevole per accedere alla legge del sovraindebitamento. Questo è il collegamento importante e sinceramente a cui noi vogliamo tendere oggi, perché vogliamo sistemare il discorso della ludopatia in una situazione diciamo da due punti di vista diversi che devono essere per forza di cose convergenti, quindi salvare dal gioco, salvare dai debiti per riportare il soggetto ad una ripresa della vita sociale libero da entrambe le parti. Grazie. Ma c'è stata questa proposta mossa dalla cooperativa sociale Subtutela Dei su questo tema sociale scottante che crea tante difficoltà ai fratelli, alle sorelle
che rimangono, io direi, vittime della ludopatia e del sovraindebitamento, ma non è solo un problema personale, perché poi si comprende bene investe le famiglie di questi fratelli e di queste sorelle, creando grandi disagi sociali a questo punto, che alcune famiglie logorano i rapporti a causa di queste situazioni. Qualche esperienza mia parrocchiale pregressa è stata legata a uno sfaldamento di qualche famiglia proprio a causa della ludopatia. E allora ecco, direi quasi questo invito a essere presenti su questo tema, ecco, coinvolgendo la diocesi, Caritas diocesana, Fondazione Mondo Altro, credo che sia un'occasione buona per tendere, direi, la mano a chi vuole una parola di conforto, un indirizzo, un aiuto. Passiamo ora alle notizie di politica con Schlein, capolista, vogliamo unire il paese. Questo quanto detto dal segretario regionale del PD Anthony Barbagallo, che ha presentato nella sede del partito in via Bentivegna a Palermo la lista dei candidati per la circoscrizione Isole nelle Europee. I candidati siciliani, dopo la segretaria nazionale, sono Antonio Nicidia, Lidia Tilotta, Pietro Bartolo, Maria Flavia Timbro, Giuseppe Lupo. Al centro della nostra politica europea ci sono i temi della legalità e dell'immigrazione. Particolare attenzione rivolgiamo alla pace, su cui l'attività del governo italiano è carente. Questo quanto dichiarato dal segretario del PD Barbagallo. E domani saranno presentati i candidati della Sicilia di Forza Italia che parteciperanno alla competizione europea. L'evento si terrà presso l'Hotel Cavaliere a Palermo alla presenza delle massime autorità del partito di Berlusconi, tra cui il presidente Schifani, il coordinatore regionale Marcello Caruso e il parlamentare agrigentino onorevole Riccardo Gallo. Tra i candidati l'agrigentina, l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, quindi Caterina Chinnici, Marco Falcone, Edi Tamaio, Massimo Dell'Utri e Bernadette Grasso. Presentata dal gruppo del PD all'Assemblea regionale siciliana su sollecitazione del circolo del PD di Agrigento una richiesta di ispezione amministrativa al Comune in merito ai gravi fatti emersi dalle inchieste in corso che coinvolgono dirigenti e consulenti dell'amministrazione comunale. Ha suscitato notevole interesse e una presenza massiccia di pubblico l'iniziativa promossa dal Ministro della Cultura, che ha aperto gratuitamente l'accesso ai parchi archeologici e a tutti i siti di interesse storico-culturale in tutta Italia. La Valle dei Templi è stata presa letteralmente d'assalto dai turisti e dai visitatori per il ponte del 25 aprile e lo sarà sicuramente fino al prossimo 1 maggio il servizio. Ha suscitato notevole interesse e una presenza massiccia di pubblico l'iniziativa proposta dal Ministero della Cultura, che ha aperto gratuitamente l'accesso ai parchi archeologici e a tutti i siti di interesse storico-culturale in tutta Italia. Anche Agrigento, la zona archeologica della valle, è stata presa d'assalto dai turisti e visitatori per il ponte del 25 aprile e lo sarà sicuramente fino al prossimo 1 maggio. La proposta culturale ideata dal ministro Sangiuliano mira a rendere accessibile il patrimonio artistico e archeologico a tutti quei cittadini, oltre ad essere un'importante opportunità per mantenere vivo il ricordo di fatti storici simbolici per il Paese. Tutto questo ha determinato naturalmente una pressante attività di controllo e presidio del comando della Polizia Provinciale di Agrigento nelle zone archeologiche e nelle arterie adiacenti. L'introduzione del senso unico a scendere verso la Valle dei Templi e la zona balneare di San Leone ha determinato una maggiore sicurezza sulla viabilità e un afflusso impressionante di traffico con forti interruzioni nelle zone archeologiche che deve essere gestito e coordinato. Il tutto ha messo a dura prova e fino a tarda sera il lavoro del comando di polizia della provincia di Agrigento, diretto da Pietro Amorosia e dal comandante Salvatore Lombardo, con donne, uomini e mezzi
utilizzati durante le varie attività, sanzionate diverse auto parcheggiate sui lati delle strade provinciali a causa del sovraffollamento dei parcheggi privati pieni a tappo e per le lunghe file di turisti e visitatori prima di accedere alla valle sui 2 ingressi di Giunone e Porta Quinta. Linea alla regia per la pubblicità. Il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, ha annunciato oggi una decisione dolorosa ma avvertita come dovuta, l'annullamento del Festival dell'Agricoltura previsto per le date dal 23 al 26 maggio 2024 per la grave crisi idrica che gli agricoltori di Ribera stanno vivendo. Il servizio. Il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, ha annunciato una decisione dolorosa ma avvertita come dovuta, l'annullamento del Festival dell'Agricoltura, previsto per le date dal 23 al 26 maggio. Questa scelta è stata presa sia pure a malincuore in segno di vicinanza agli agricoltori che si trovano ad affrontare una gravissima crisi idrica. La siccità, sostiene il primo cittadino di Ribera, sta mettendo a dura prova l'economia del territorio riberese, compromettendo le produzioni agricole e minacciando la sostenibilità economica dell'intera comunità in un momento così critico. La crisi idrica che stiamo vivendo, continua Ruvolo, è senza precedenti. Gli agricoltori rappresentano l'anima sociale ed economica della nostra comunità. Annullando il Festival dell'Agricoltura vogliamo dare un segnale forte, siamo al loro fianco e insieme a loro lottiamo per la sopravvivenza della nostra terra, della nostra economia, del nostro benessere. Il Festival dell'Agricoltura è stato sempre un obiettivo primario dell'amministrazione Ruvolo, sia per rievocare la storica manifestazione che ha fatto negli anni '80 di Ribera il centro di riferimento del mondo agricolo, che soprattutto come occasione di rinnovamento e rilancio del comparto. Tuttavia in questa situazione, continua Ruvolo, la sola priorità è concentrare gli sforzi per cercare di garantire l'accesso all'acqua per le famiglie e le attività agricole, mettendo in ogni campo l'iniziativa al fine di risolvere o almeno di mitigare la crisi idrica. Il comune di Ribera, unitamente e senza distinzione di ruoli o appartenenza politica, è impegnato con le autorità regionali e nazionali per trovare delle soluzioni a breve, medio e lungo termine per garantire un futuro sostenibile per la nostra terra e le nostre aziende agricole. Il Festival dell'Agricoltura, conclude il primo cittadino di Ribera Ruvolo, rappresenta un momento di orgoglio per la nostra comunità e il sindaco ha assicurato che si impegnerà a far rivivere questo evento non appena la situazione legata alla crisi idrica lo permetterà. E si svolgerà a Cefalù il terzo meeting francescano del Mediterraneo dal 10 al 12 maggio prossimi, diversi gli appuntamenti in calendario. Sentiamo ora le interviste a Carmelo Vitello, ministro regionale dell'Ordine Francescano di Sicilia, e a Monsignor Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù, che ci presentano appunto l'evento. Eccoci pronti per vivere la terza edizione del meeting francescano del Mediterraneo nella splendida cornice di Cefalù dal 10 al 12 maggio. Un evento voluto dalla famiglia francescana per ritrovarsi in piazza, a confrontarsi, a dibattere con gli uomini e le donne di buona volontà sul desiderio di costruire una società più giusta, più solidale e più fraterna, contro la cultura dello scarto, per l'uguaglianza, per la fraternità, per parlare di un Mediterraneo che sia più accogliente e più solidale, per un'Europa che ritorna ad essere nell'idea dei suoi padri fondatori. Saranno 3 giorni di dibattito, di riflessione, di forum insieme a uomini del mondo sociale, a istituzioni, a persone impegnate nel mondo accademico. Insieme ci ritroviamo per riflettere e per contribuire a questa visione. Saranno anche giorni di festa, di annuncio, aperti ai giovani e più piccoli. Momento cruciale sarà l'incontro con Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, con cui rifletteremo su quanto succede nel Mediterraneo e con cui pregheremo insieme a Papa Francesco in unione di preghiera per la pace, una pace che sia duratura e che appartenga a ciascuno di noi, proprio perché non esistono cambiamenti culturali senza cambiamenti nelle persone e questo deve partire da noi, quindi un monito importante e prezioso, ritrovarci connessi nel desiderio di cambiare ciascuno di noi e nel desiderio di fare la nostra parte. Vi aspettiamo a Cefalù per questi 3 giorni di festa che vivremo insieme. Sono felice di accogliere in diocesi il meeting francescano del Mediterraneo. Sono felice soprattutto perché capita
in una coincidenza straordinaria che è quella dell'800° anniversario delle stimmate di San Francesco. Il Mediterraneo, una regione del mondo che è afflitta, possiamo dire, da tante ferite. Vorrei elencarne le principali, le più importanti. La prima ferita, possiamo dire, è la guerra in Terra Santa, a causa di un'antica inimicizia tra due popoli che vivono nella stessa terra. Sentiremo la voce di chi vive questo dramma da vicino e la voce del custode della Terra Santa, padre Francesco Patton. La seconda ferita è rappresentata da tante vittime e naufraghe nel Mare Nostrum. E la terza ferita, la desertificazione dovuta al cambiamento climatico, che colpisce in modo particolare il sud del Mediterraneo, che è causa di profonda siccità che mina la fecondità stessa della terra. Il convegno vuole trasformare queste ferite in feritoie di luce come con il Vangelo, entrando con il Vangelo, perché solo tramite una visione evangelica del Mediterraneo si possono sanare queste ferite. Una masterclass su farine, fermentazione, lievitati di ristorazione si è svolta presso l'Istituto Gallo di Agrigento, diretto da Giovanna Pisano, alla presenza dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Salvatore Schifano, dall'Unione Regionale Cuochi Siciliani e la Federazione Italiana Cuochi, con la partecipazione del maestro panificatore Carlo Pedalino. Noi abbiamo seguito l'evento. Oggi una lezione con l'Associazione Cuochi, con lo chef Carlo Pedalino, esperto in farine, pani. Insomma, i ragazzi hanno seguito con attenzione questa lezione. Sì, continua il ciclo di masterclass qui all'Istituto Gallo per i ragazzi dell'indirizzo enogastronomico. Anche oggi un incontro eccellente, potrei definirlo, nel settore, perché Carlo Pedalino è una vera e propria eccellenza del territorio per quanto riguarda la panificazione, che verrà oggi illustrata ai ragazzi a livello laboratoriale all'interno del nostro auditorium, sia nelle sue varie fasi, dall'impasto alla lievitazione, alla cottura, ma anche mettendo in risalto tutti quelli che sono gli aspetti legati a una sana alimentazione, all'utilizzo di vari tipi di farine, anche legate a eventuali patologie che potrebbero indirizzare verso l'uno o verso l'altro. Insomma, sarà una lezione a tutto tondo, come sempre molto coinvolgente per i nostri ragazzi, e che metterà in risalto l'esperienza di questo giovane, perché Carlo Pedalino è un giovane che ha fatto della sua professione una passione, che ha scelto veramente di svolgerla a livelli eccellenti, e questi sono gli esempi che noi vogliamo dare ai nostri ragazzi. Questo è il modo per arricchire le lezioni curriculari che vengono svolte nei laboratori scolastici quotidianamente, e ancora una volta si approcciano a questo tipo di confronto che per loro sarà molto importante. Sarà una giornata molto densa e ricca di spunti, perché vogliamo veramente che i nostri ragazzi siano competenti e siano veramente entusiasti di svolgere il loro lavoro. È interessante perché parla di un prodotto che ogni giorno noi consumiamo, che è il pane. Il pane è un bene di tutti, per fare il pane oggi è una cosa importante. Allora oggi abbiamo a Carlo questo ragazzo di 23 anni che è un'attività a Raffadale, e vi posso garantire che sta dando delle nozioni importantissime delle tipologie di farine antiche che abbiamo in Sicilia e quant'altro. Veramente un corso molto bello da seguire. Oggi un'interessante lezione qui proprio sul pane, sulle farine, gli elementi primordiali della nostra alimentazione. Ecco, che consigli sta dando agli alunni, ma anche vedo anche diversi suoi colleghi che apprendono con interesse e le pongono diverse domande. Il consiglio più che altro che voglio dare è quello di ricercare sempre il prodotto finito ottimale su base degli studi che nascono nel settore,
oggi abbiamo molte scuole di formazione che possono formarci per capire, e il mondo dell'arte bianca secondo me ha bisogno di giovani leve che vogliono dedicarsi a questo lavoro. Ecco, che consigli dare anche ai ragazzi per il futuro, quale settore scegliere, insomma, con la sua esperienza che indicazioni darebbe? Sicuramente da giovane panificatore dico: scegliete sempre quello che la mattina vi motiva a fare sempre qualcosa di bello. Io ho scelto la panificazione perché da mugnaio ho sempre cercato qualcosa nelle farine che ho trovato solamente quando ho potuto mettere le mani in pasta. Quindi ai ragazzi dico: ragazzi, sognate di base, cercate sempre di spiegarvi il perché delle cose e troverete la vostra strada. Senta, attualmente, concludo, ci c'è una ricerca verso i grani antichi, le farine antiche. Come mai questo ritorno al passato? Il lievito madre, perciasacchi, insomma c'è proprio una riscoperta di questi grani antichi? Sicuramente sono delle varietà che danno il massimo in termini di prodotto finito come profumi e aromi, ma che parlano tanto di storia, della cultura della nostra della bella isola in cui siamo. Quindi dico, i grani siciliani, a me piace chiamarli autoctoni, sono un'eccellenza del territorio, e se non siamo noi siciliani a valorizzarli, questo secondo me è il principio che ci porta ogni giorno a conoscerli, scoprirli e portarli a casa di tutti i clienti. E l'Associazione Culturale Il Cerchio di Agrigento compie 29 anni di attività. Ce ne parla il presidente Dino Barone. L'Associazione Culturale Il Cerchio compie 29 anni di attività, un'attività che sicuramente è stata interessante, intensa, un'attività culturale necessaria e importante per la nostra collettività. Sì, partirei quasi dall'ultimo, come mi è stato ora ricordato. Abbiamo inciso nel territorio in maniera determinante, non tanto e soltanto per la grande esperienza del Parco Letterario che ancora portiamo avanti e che produce molte attività sia culturali sia artistiche, e soprattutto ora già sono iniziati i lavori per la risistemazione di Piazzale Caos, finanziati dall'assessorato beni culturali di Palermo, regionale. Ma ricorre un anniversario importantissimo, siamo quasi 30 anni di esistenza, è un'idea dei beni culturali che è nata nel 94, però nel 95 è stata sancita presso il notaio di Agrigento, comparato. La dottoressa ci ha accolto, avevamo preparato tutti i documenti, eravamo una serie di professionisti ancora viventi, tranne una, la povera Maria Giovanna Cassaro, che purtroppo è scomparsa prematuramente e che è stata una delle anime fondatrici della parte soprattutto artistica e teatrale. Ha curato tantissimo questa, perché il cerchio ha 5 sezioni: beni culturali, ambientali, lo sport, il turismo, lo spettacolo e la solidarietà sociale. E su tutta la provincia di Agrigento, compreso Lampedusa e Linosa, perché abbiamo anche dei dipartimenti territoriali: Bivona, le montagne, i Monti Sicani, la zona della costa, quella che ora chiamano la Costa del Mito. Ma tant'è che noi abbiamo subito tante azioni, le abbiamo fatte in silenzio per evitare di rompere la città, perché noi amiamo la città, come dice il nostro sindaco, noi amiamo la nostra città, e quindi non intendiamo cercare di polemizzare, ma dobbiamo dire che in effetti le azioni terenziane nei confronti delle nostre idee di professionisti, come per esempio il grande Angelo Pitrone e tanti altri, che è inutile che enumero stamattina qui, saranno nel comunicato stampa, è un'azione che si è diffusa e ha dato ampio spazio a questo territorio che noi amiamo, dicendo che l'ambiente, il clima e tutto quello che c'è, la storia, l'archeologia, il paesaggio, sono cose che questa terra non può non manifestare, e per manifestarli attraverso non solo le risorse naturali, ma le risorse umane, che sono fatte dagli artigiani agli artisti e ai progettisti e agli operatori locali.
E per la cronaca, a Palermo una coppia di mafiosi festeggia le nozze d'argento nella chiesa dove si trovano le spoglie del giudice Falcone. La corrispondenza da Trapani. Una coppia matura, lei con un abito candido, pizzi e strascico, lui in completo oscuro in attesa all'altare. Hanno festeggiato le nozze d'argento Tommaso Lopresti e Teresa Marino nella seconda chiesa più grande e solenne del capoluogo di regione, dopo la cattedrale San Domenico, pantheon dei siciliani illustri dove tra poeti, politici, letterati è sepolto anche il giudice Giovanni Falcone. A pochi metri dalla tomba del martire, di Capaci hanno ripetuto le promesse nunziali davanti a quella lapide, dove l'epitaffio recita «Eroe della lotta alla mafia». I parenti hanno anche applaudito, tra un bacio, una lacrima di emozione e una damigella. Il rettore della chiesa però non si era accorto che i due sposi erano due pezzi grossi di Cosa Nostra. Lui scarcerato a fine anno, attualmente sorvegliato speciale che deve anche rientrare in casa presto la sera, lei invece condannata a sua volta per aver seguito gli affari della famiglia mafiosa di Porta Nuova mentre il marito era in carcere. Come faceva a saperlo? Non posso certo chiedere il certificato antimafia a chi entra qui, dice padre Sergio Catalano, rettore della chiesa. E già la traslazione di Giovanni Falcone dal cimitero di Santa Orsola, dove fino al 2015 riposava accanto alla moglie Francesca Morvillo, non era stata indolore, perché al Pantheon ne venne portato proprio solo lui e non la moglie, che pure era stata un magistrato, che pure lei era morta a Capaci e che aveva condiviso fino al sacrificio estremo le scelte del marito Giovanni. Un episodio che segnò la rottura definitiva tra le due famiglie. Non ho condiviso questa scelta, ma non voglio fare polemica. Dico solo che anche ai Borsellino è stato proposto e loro hanno risposto di no, commentò all'epoca Alfredo Morvillo, magistrato anche lui, fratello di Francesca. Purtroppo c'è sempre qualcuno che la pensa diversamente. I Borsellino non hanno voluto portare, perché era stata chiesta a entrambi di venire qua, però adesso ci sono le targhe, come vedete, che ricorderanno la strage di Via D'Amelio. Ognuno fa le sue scelte, loro hanno voluto privilegiare la dimensione privata di Paolo, io ho voluto privilegiare quella pubblica, perché ho detto sempre che Giovanni non è solo mio, ma è di tutti gli italiani. Sì, beh, di tutti gli italiani, in effetti anche dei tanti turisti che passano a rendere omaggio al giudice, di coloro che scelgono questa grande chiesa barocca per sposarsi, anche di chi, come la coppia di Bose, sembra quasi farsi beffe delle scomuniche lanciate dai vescovi e rivendicano con gesti come questa cerimonia consumata davanti alla lapide della più celebre vittima di mafia, un rapporto con la religione che sembra prescindere dalla giustizia e dall'etica terrena. D'altronde le cronache sono piene di mafiosi, devoti a patroni e santi, e piene di una religiosità antica, devozionale estrema. Una pronuncia della Cassazione di 2 anni fa ha anche sancito che l'inchino non è solo un atto di omaggio verso una consorteria di criminali, ma anche lesivo del bene giuridico del sentimento religioso. In quel caso sotto accusa era la sosta di una processione a Corleone davanti alla casa Rina Bagarella, con i santi Giovanni Battista ed Evangelista costretti a rendere omaggio davanti all'abitazione del capo dei capi. I controlli spettano da altre istituzioni, si difende ancora il rettore di San Domenico e appare però sincero, così almeno riportano le cronache. Anche perché nessuna autorità avrebbe potuto bloccare le nozze di argento in chiesa. L'unica limitazione alla quale i due sposi hanno dovuto soggiacere è stato l'orario della cerimonia. Allopresti infatti è stato negato il permesso serale dal Tribunale per le misure di prevenzione. Così, anziché a cena, si è festeggiato a pranzo con 2 cantanti neomelodici ad allietare gli ospiti come da copione. E non sono mancati chiaramente i brindisi, gli auguri, le fotografie. Pare anche che la coppia sia stata munifica nell'offerta data alla chiesa per la cerimonia. Non la restituisco, dice ancora padre Catalano. Quei soldi sono destinati a fare del bene a chi ne ha più bisogno. Basta suicidi in carcere. Davanti al Tribunale di Palermo un sit-in di sensibilizzazione contro un fenomeno in continuo aumento. Già 31 i suicidi nel 2024. Il servizio da Palermo.
31 detenuti nel 2024 si sono suicidati in carcere, un fenomeno drammatico in continua crescita che riguarda anche gli agenti di polizia penitenziaria. Oggi a Palermo si è tenuto un sit-in di sensibilizzazione davanti il tribunale. Sovraffollamento, carenza di personale sanitario e di assistenti sociali, le maggiori criticità messe in evidenza dal garante per i diritti dei detenuti del comune di Palermo. Drammatico il racconto di una madre che qualche anno fa ha perso il figlio detenuto in attesa di processo. Sono la mamma di Boa Samuele, morto in carcere dopo 6 mesi. Mio figlio si trovava in isolamento, in una cella cosiddetta liscia. Non poteva avere suppellettili e cose varie. Però devo dire che stranamente mi è stato poi detto che mio figlio si è impiccato, si è suicidato con i lacci delle scarpe al carcere Pagliarelli. Era in attesa del processo, diciamo. La prima causa è il problema della sanità che manca dentro il carcere, problemi di ragazzi tossicodipendenti, di detenuti appena entrati in carcere, quindi alla prima esperienza, ma quasi sempre parliamo di giovani o di persone che stanno uscendo dal carcere e non hanno un punto di riferimento esterno. È veramente ormai una guerra. I morti ogni 2 giorni stanno crescendo di momento in momento. Nel 2022 abbiamo avuto ben 85 morti. Quest'anno, se continua con questo ritmo, avremo sicuramente supereremo questo record. Purtroppo noi abbiamo una situazione di sovraffollamento drammatico al carcere Pagliarelli, al carcere palermitano. Tutto sommato al carcere Lucciardone la situazione si è stabilizzata, si è normalizzata, ma il carcere Pagliarelli è estremamente preoccupante. Il tasso di civiltà di un paese si misura sulla dignità della persona umana, anche quando è ristretta, quando è privata della libertà personale, e quindi non possiamo calare l'attenzione su questa problematica. Sono necessari interventi rapidi, interventi urgenti per eliminare quel sovraffollamento carcerario che colpisce tutta l'Italia e che colpisce la nostra regione, colpisce il carcere di Palermo. Non si può aspettare, non si possono tenere persone, esseri umani in condizioni disumane, in palese illegalità costituzionale. Bisogna intervenire urgentemente anche con provvedimenti straordinari. Noi avvocati abbiamo nel nostro DNA la tutela delle persone deboli, delle persone indifese, anche delle persone indifendibili, come talvolta può capitare all'interno di un carcere, ma soprattutto la situazione più drammatica quando si tratta di presunti innocenti, di persone private della libertà personale in attesa di un giudizio, in attesa di una sentenza definitiva. Questa è la nostra missione e questo sit-in di oggi dà il senso dei valori fondamentali della nostra professione dell'avvocatura, che sono i valori di libertà e di democrazia. Il Partito Democratico chiede un referendum, si esprimano i cittadini. Sentiamo le interviste agli esponenti del PD del comune messinese per dire no al ponte. Calabro, chiedete il referendum, cosa c'è di differente questa volta? Anche questa non è una grandissima novità. Ma qui non si tratta di avere una novità, si tratta di rispettare il territorio, si tratta di rispettare norme, ma soprattutto di rispettare le comunità che verranno interessate da questa grande opera, sia sotto il profilo dei benefici, vedremo, ma sotto il profilo sicuramente dei disagi. E se un disagio una comunità deve subire, e qui ne subirà tanti, e allora sarebbe il caso di interrogarla, di ascoltarla, di verificarne l'umore. Veda, potrebbe anche essere un boomerang una cosa del genere, però non è tanto importante il sì o il no in questo contesto, è il rispetto della comunità. Il Partito Democratico ha sempre chiesto l'attivazione del dibattito pubblico nelle fasi che il codice degli appalti prevede, nelle fasi appunto, nei vari passaggi, nei vari step della progettazione prima della realizzazione dell'opera. Questo dibattito pubblico non si è realizzato fino adesso, quindi non c'è stato il coinvolgimento dei territori. Prima si diceva vabbè, saranno 4 proprietari delle ville di Torrefaro che saranno interessati, abbiamo visto che sarà interessata gran parte della città e molte cose ancora non le sappiamo, come gli interventi sui frontisti, come gli interventi sulle persone che
che vivono anche ai perimetri della cartina che è interessata, no? Di espropri oppure di occupazioni temporanee, anche altre persone che sono al di fuori di queste cartine saranno interessate, perché con i fumi, con le polveri, con i rumori è possibile che siano poi anche spostati temporaneamente dalle loro abitazioni, ce lo dicevano anche i tecnici della Stretto di Messina. Perché la città non deve essere interessata? Ricordiamo che il decreto che ha riavviato il progetto del ponte ha sospeso il dibattito pubblico per quest'opera, cioè ha violato il codice degli appalti, per capirci, di questo stiamo parlando. Dicevo, vogliamo portarla in tempi molto brevi perché vogliamo far esprimere la città, non c'è paura nel far esprimere la città. Perché questa gente che propone un'opera che dovrebbe risollevare le sorti della città oggi ha paura a consultare la città? Facciamola parlare. Detto questo, l'aspetto politico è molto più divertente in questa fase. Il PD è contrariamente posto da diverso tempo. Vedremo cosa succederà domani. Domani De Luca parlerà alla città. Cambia spesso parte in commedia, sia De Luca sia il suo movimento, quindi chissà, da qui all'Europeo probabilmente ci potrà dare una mano nel sostenerla in aula. Noi la porteremo. Noi vorremmo, l'ideale sarebbe che questa delibera venisse approvata da tutti i gruppi in Consiglio Comunale. Sapete perché? Perché tutti i gruppi rappresentano la città e se veramente vogliono rappresentare la città, tutti i gruppi dovrebbero farla esprimere questa città. Diamo un'ultima notizia: ad Agrigento, in via Cicerone, non vi è traccia al momento di un bambino straniero di 4 anni e sono in corso le ricerche. Le forze dell'ordine lanciano un appello a chiunque lo avvistasse e telefonare immediatamente al 112. Il bambino indossa jeans, maglietta gialla e un giubbotto blu. Passiamo ora allo sport. Per la Serie B di calcio, seconda sfida interna consecutiva per il Palermo di Michele Mignani, che al Renzo Barbera tenterà di ritrovare il successo assente da Lecco. Buone notizie dall'infermeria verso il rientro Filippo Ranocchia. Domenica in campo la Serie C, il servizio da Palermo. Filippo Ranocchia è pronto per riprendersi la tre quarti campo. Per l'ex Juve, rimasto ai box nelle ultime settimane, l'infortunio sarebbe ormai alle spalle e dopo le sedute d'allenamento in gruppo sono alte le probabilità di partire titolare già dalla sfida di domani contro la Reggiana. Il Palermo ritrova dunque il suo fantasista con cui i rosa avevano trovato anche l'ultimo successo in campionato, quello centrato sul campo del Lecco. Nelle gare successive i rosanero hanno centrato appena 3 punti, quelli ottenuti con Mignani contro Sampdoria, Cosenza e Parma. Probabile rientro di grande importanza per il neotecnico, che avrà la possibilità di schierare il giocatore in posizione nuova rispetto alla gestione Corini. Dubbi sulla possibilità di utilizzare anche Aurelio, che ha avvertito un fastidio muscolare, ma potrebbe avvicinarsi anche il momento del ritorno di Vasic. Per il Palermo quella di domani contro la Reggiana sarà un match di grande importanza anche in chiave playoff. Dopo gli ultimi 3 pareggi i rosa dovranno far di tutto per ritrovare i 3 punti davanti ai propri tifosi. Permetterebbe un successo di arrivare agli spareggi con entusiasmo e possibilità sicuramente maggiori. La sfida fra i rosa e la Reggiana si gioca sabato alle 16:15. Domenica in campo anche la Serie C in contemporanea per la giornata decisiva prima degli spareggi promozione e retrocessione. Sfida cruciale alle 18:30 per il Catania, ancora a rischio play-out. Gli etnei ospitano il Benevento, allo stesso orario il match fra Monopoli e Messina. E questo è tutto per l'appuntamento di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi sono visibili in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20 con replica la mattina alle 9 e sul canale 268 in tutta Italia. Questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.